Gianni, ciao, buonasera. Buonasera, ciao. Questo anticipo playoff vinto largamente, però commentavamo con Giulia, non avete brillato oggi, c'è stato qualcosa che magari non è andato. No, assolutamente non abbiamo brillato, c'è stato qualcosa che non è andato e che fortunatamente abbiamo visto, perché gli errori si vedono contro le squadre forti. E quindi stavo per dire ora abbiamo tempo per allenarci, in realtà non è così perché riniziamo subito con i playoff, però il tempo è quello, in quel poco che abbiamo cerchiamo di sistemare, di limare queste cose. Queste cose che però comunque ho visto che hai fatto girare le 6 titolari, hai visto un pochino di soluzioni diverse, anche quando Carambazza si è caricato di falli avete avuto delle soluzioni anche offensive. Sì, Vicky deve capire dov'è, nel senso il campionato che sta giocando, la fisicità che c'è in questo campionato, che non è sicuramente quella magari dove era abituata a giocare, per cui deve rendersi conto e capirlo subito come andare e come fare. Però sì, abbiamo anche altre soluzioni, Vicky è una che deve rinforzare la squadra, non è la squadra, quindi certo. Abbiamo altre soluzioni che oggi hanno fatto il loro e va bene, insomma, siamo abbastanza contenti. Una Guerri che secondo noi è sempre più in forma, anche oggi secondo noi è meglio in campo. Ma Giorgia è come il vino, più invecchia e più migliora, ma invecchia non nel senso dell'età, poverina, perché è giovane, che più si allena, più insomma va avanti la stagione, più lei entra in forma. Per cui sicuramente ancora può migliorare, me lo auguro ovviamente, e vabbè, insomma, buona partita. Benissimo, dunque ci vediamo a breve per commentare la stessa partita, Esatto, però con un altro con un'altra etichetta playoff, che un'altra etichetta, sicuramente. Come si dice in questi casi, i playoff sono una cosa a parte, la regular season è finita, archiviata, e siamo arrivati secondi, va benissimo così, adesso cominciamo a giocare sul serio. E dunque buona Pasqua a te, adesso ci vediamo presto. Ci vediamo presto, grazie. Ciao.